Buonasera a tutti, benvenuti a questa nuova puntata di Effetto Sera Talk Show sul social. I tre moschettieri, come li ho chiamati prima, eccolo qua, si è presentato l'appuntamento, grazie di essere qui, sono tre amici, due dei quali colleghi giornalisti, Stefano Arrica al centro, Sergio Cadeddu alla mia destra e Gianluca Zudas alla sinistra. Ciao a tutti, grazie di esserci. Allora, con Stefano, Sergio e Gianluca, in rigoroso ordine alfabetico per quanto riguarda il cognome, parliamo del libro che è uscito davvero da pochissimo, dedicato ad Andrea Arrica, il papà di Stefano, dirigente sportivo, diciamo storicamente figura portante del Cagliari dello Scudetto e tante, oltre ad essere stato anche dirigente del CONI, eccetera, eccetera. La domanda è ovviamente scritta da Stefano e da Sergio e Gianluca, però è un misto fra la figura pubblica e la figura privata, cioè di papà, quindi. La domanda non è dove nasce l'idea, la domanda è, principalmente a Stefano, ma perché non farlo prima, considerando appunto tutto quello che ha rappresentato Andrea Arrica nello sport italiano, non solo in Sardegna. Ciao Fabrizio, sì, non farlo prima, per carità, questa è un'idea che mi sta balenando nella mia testa dal giorno che papà ci ha lasciato. Ed è proprio quel giorno, poi l'ho riportato pubblicamente al funerale, che io promisi a papà di scrivere un libro su di lui. Poi, sai, queste cose vanno un po' metabolizzate, ci ho ripensato, sino a quando non ho trovato i due moschettieri qua che hanno sposato l'idea, l'hanno sposata da subito, avevano delle idee anche loro e la storia ci piaceva a tutti e tre, anche perché sinceramente è una storia che non riguarda solamente il dirigente sportivo, la Cagliari Calcio, lo Scudetto, il mito Gigi Riva e tutti quanti i ragazzi di quella cavalcata storica e di quel momento epico. Parliamo di una storia che riguarda un po' una famiglia, la storia tra un padre e un figlio, per cui addirittura Fabrizio lo potrebbe leggere anche chi non conosce il calcio o chi non ricorda quei momenti. La storia di un padre e un figlio, di un figlio sicuramente in una condizione privilegiata di bambino che poi cresce. Tra l'altro questo libro ci siamo permessi di non dare un ordine cronologico, cioè parte e finisce, ma si va un po' indietro, un po' avanti, un po' in questi tre tempi che abbiamo dedicato. Al termine di questo racconto che con Gianluca e con Sergio siamo riusciti a portare a termine, tra l'altro un momento anche particolare perché ci ricordiamo tutti che nel momento del Covid abbiamo avuto qualche problema anche a reperire, comunque avere ricordi, perché poi ti ripeto, alla fine di questo libro ci sono 34 box che ricordi di personaggi, di persone, di amici da tutte le parti, sia come li chiamiamo noi continentali, sia dirigenti sportivi, sia amici del bar di papà. Per cui è stato difficile anche poter avere questi ricordi in quel momento in cui non ci si poteva spostare. Per cui tramite il telefono e ovviamente la loro professionalità con cuffie a sentire i ricordi che poi sono stati trascritti. Questo è un po' il sunto di quello che poi ci vorrei chiedere sostanzialmente. Io chiedo invece a Sergio e a Gianluca, è stato difficile, perché immagino che il cassetto dei ricordi, di aneddoti che Stefano può aver raccontato sia immenso, più che un cassetto credo che sia un baule di ricordi, di aneddoti, di episodi, soprattutto appunto legati sia al discorso tra padre e figlio e sia al ruolo pubblico che ha sempre avuto il grande Andrea Arrica. Ecco, avete fatto una cernita su che cosa poteva essere, non lo so, più interessante per gli lettori, oppure che cosa in particolare poteva essere più, non lo so, più azzeccato? Ecco, se sì, come avete lavorato? Ecco, qual è stato il criterio di scelta degli episodi e dei capitoli? Se posso iniziare, vado io. Sì. Allora, partiamo dall'inizio. Con Stefano il rapporto di amicizia è nato nel 2015 e da subito mi ha colpito il fatto che in qualsiasi momento lui tendesse sempre a ricordare gli insegnamenti del padre,
soprattutto in ambito sportivo, alla guida per un anno del CUS Cagliari e contemporaneamente anche alla guida della Federazione Golf. Quindi da quel punto di vista mi è sempre interessato questo rapporto col padre che è stato indubbiamente il miglior dirigente sportivo sardo di sempre. Col passare degli anni, collaborando con lui nei vari uffici stampa, si è creato un rapporto in base al quale diciamo che so più o meno come ragiona Stefano. Ho avuto modo di conoscere molti degli aneddoti che sono stati raccontati nel libro e altri accennati o per sentito dire da altri colleghi e da altri appassionati. Arrivati al 2019 mi è venuto così l'idea di raccontare questo rapporto. Siccome si trattava di una storia abbastanza complessa che andava a intrecciarsi con la storia sportiva più importante che ha avuto la Sardegna, ossia lo scudetto del Cagliari, ho ritenuto opportuno chiedere la collaborazione dell'amico e collega Sergio, che sullo specifico è certamente più ferrato di me. A Sergio l'idea è piaciuta fin da subito, ne abbiamo parlato con Stefano. Casualmente anche Stefano aveva voglia di raccontare questa storia. A tempo un paio di mesi abbiamo iniziato, appena finita la stagione agonistica, e abbiamo deciso di andare avanti. Per venire alla tua domanda, e perdona il preambolo che però era propedeutico alla risposta, libri sul Cagliari ne sono stati scritti decine, la metà dei quali penso negli ultimi 2 anni in concomitanza con i 50 anni dallo scudetto. Quando tu vai a scrivere un libro su un argomento cerchi anche di scrivere qualcosa di nuovo che non è mai stato scritto. Libri sulla storia sportiva, sulla cronaca, sulle statistiche ne sono stati scritti a bizzeffe. Andare a raccontare le stesse cose magari con un taglio lievemente diverso non avrebbe avuto molto senso e soprattutto non sarebbe andato ad incidere su quello che a noi interessava, ossia raccontare oltre numeri, oltre a storie che sostanzialmente la gente già conosce, raccontare l'uomo che ha realizzato la struttura che ha permesso ai giocatori di vincere lo scudetto. Quindi abbiamo concordato sia con Stefano che con Sergio di andare a raccontare l'uomo con le sue debolezze e con le sue virtù e mettere sullo sfondo la storia di quello scudetto. Stefano ha raccontato che il libro si articola attraverso continui flashback. È un espediente narrativo sicuramente, anche per rendere più accattivante quanto raccontato. Altrimenti, ripeto, avremmo potuto fare un'elecazione cronologica dei fatti, come tante sono state fatte, sicuramente magari più approfondite, ma senza quel pathos e senza quel racconto dell'uomo che va a stuzzicare e interessare di più i tanti appassionati di quel Cagliari. Spero di aver risposto. Chiedo a Sergio, visto che di fatto alla domanda mi ha risposto Gianluca, invece, voi due, Gianluca e Sergio, diciamo, siete un po' rispetto, adesso non me ne vorrà Stefano, più giovani, e quindi tutta l'epopea dello scudetto, tutti andiamo, diciamo così, per racconti, no? Come quando noi eravamo bambini si diceva c'era una volta, le favole, ecco. In questo caso il racconto dalla viva voce del figlio di uno dei protagonisti, anche lì cercare di distinguere il racconto dal sentimento, dalla passione sportiva, perché siamo giornalisti, ma non ce lo neghiamo, siamo anche tifosi del Cagliari. Ecco, anche lì è stato difficile un po' scindere il professionista dal tifoso e quindi anche del curioso, poi di capire da dove nasce l'idea di poi costruire quella grande squadra che fece sognare tutti. Ma guarda, mi riallaccio anche a quello che diceva Gianluca, perché poi la genesi del libro
è quella. Abbiamo dato soprattutto una mano a Stefano a riordinare, a mettere nero su bianco tanti ricordi in modo organico, perché quello che abbiamo cercato di fare è che dal racconto traspaia la voce di Stefano, cioè la voce di un figlio. E un figlio è quello che racconta il padre come una figura a tre dimensioni, non come le vignette che vedevamo noi da giovani dal Bar Marius in due dimensioni con Andrea Rica, che era quel soggetto che addirittura colpiva tutta l'Italia tanto da essere oggetto di satira e protagonista sui quotidiani nazionali. Facendo così abbiamo cercato di ripercorrere con Stefano il loro rapporto e dare un'idea di chi fosse Andrea Rica anche al di là del dirigente. Credo che sia una scoperta un po' per tutti, lo è stata per me che sono, grazie Fabrizio, giovane, almeno secondo la tua opinione, più giovane. Ho detto più giovane, non giovane in generale. Ad esempio, credo che oggi tanti si stupirebbero se qualcuno gli chiedesse come mai c'era Walter Chiari a casa a Rica a festeggiare lo scudetto. Nel libro si scopre, perché c'era una Cagliari che era tutta particolare ed era fatta a immagine e somiglianza di Andrea Rica da questo punto di vista, dal punto di vista del Cagliari. E quindi abbiamo cercato di raccontare qualcosa che è nuovo per chi è più giovane, ma che spesso e volentieri neanche chi le ha vissute ha potuto vederle, diciamo, dal buco della serratura, cosa che invece un figlio può raccontare. Da questo punto di vista si amplia il discorso. Poi, come diceva anche Stefano, c'è tutta una serie di ricordi di personaggi che aiutano a dare ancora più dimensioni al ritratto che abbiamo provato a tracciare di Andrea Rica. Dai grandi presidenti dell'epoca, ai grandi dirigenti calcistici, agli amici di una vita, c'è la prefazione di Giovanni Malagò, la postfazione di Gigi Riva, che racconta tanto anche sulla famosa e tanto controversa cessione di Riva, sì o no, all'epoca. Ne parla in modo ironico, come sa fare Gigi, per poi chiudere con delle frasi che davvero mostrano un mondo di bene voluto da Andrea Rica, che poi è quello che alla fine è il messaggio un po' di tutto il libro. Con un gol dei suoi, diciamo. A Stefano volevo chiedere, mio papà è il padre dello scudetto, lo dico anche per chi volesse acquistarlo, trovate dappertutto nei negozi fisici, negli store online, editore Pluriversum. Ha la costruzione fatta in 11 capitoli, quindi non è un caso, però tu scrivi, diciamo, in una parte del libro, per quanto riguarda la trama, un uomo, diciamo così, tutto d'un pezzo, al contrario di quello che si poteva pensare, in apparenza burbero, rigido nella vita familiare. E ti chiedo però se tu con questo libro hai fatto un po', perdonami il termine, pace con la figura che comunque è sempre ingombrante, perché avere un papà, un dirigente così apprezzato, stimato, conosciuto, in qualche modo è anche motivo di confronto, certo di vanto, ma anche di confronto, perché dice, è il figlio di... Guarda, questa è un qualcosa che si è ripetuto per tutta la mia vita. C'è un passaggio che dice: sono diventato amico di mio padre a 40 anni. E questo un po' ti fa capire perché sì, non proprio sino ai 40, però da ragazzino, magari quando ero proprio bambino e mi prendeva per mano, era un mondo veramente stellato, era tutto perfetto, avevo possibilità che i miei compagnetti di scuola ovviamente non potevano, per cui l'invidia di tutti. Quando crescevo però diventavo sempre il figlio di, siccome abbiamo il figlio del presidente, il figlio di Andrea Rica, sempre il figlio ovviamente di mio padre, che era un personaggio, per carità, che era giusto che mi considerassero tale, però avevo un carattere abbastanza esuberante, per cui nel libro, che non voglio spoilerare in nessun modo, vedrai tutti i passaggi, io che parto, vado, bisticcio con lui, insomma c'era veramente una sorta di contrasto, però posso dire che anche nei contrasti papà era sempre un metro dietro di me,
cioè mi seguiva, non faceva finta di ignorarmi, che poi la cosa peggiore è quando un genitore ti ignora, ma ti ignora a modo suo. Poi lui, come tutti, d'altronde è cambiato, persino la malattia l'ha veramente addolcito all'ennesima potenza, però è proprio un percorso di vita. Per cui quello che dici tu, sì, per tanto tempo sono stato il figlio di Andrea Rica ed ero magari spersonalizzato in qualche modo, cioè giocava a pallone e tu giochi perché sei il figlio di Andrea Rica, non è un fenomeno come sempre succede nei casi particolari dove un genitore o è giocatore o è presidente, è difficile che il figlio diventi o possa in qualche modo emularlo. Io papà non gli leggo le scarpe, ovviamente non gliele avrei legate, ma solo il fatto di poterlo scimmiottare, solo il fatto di poterlo in qualche modo emulare, ma in piccole cose, già quello mi soddisfa. Papà è stato un uomo che, devo dire, ancora oggi la gente lo ricorda con passione, con rispetto. Non c'è mai stato uno scandalo, non c'è mai stato, se non quelli del momento, Fabrizio, quelli che facevano sorridere, quelli dei contratti fatti nel tavolino del bar o magari in qualche altra circostanza, cose che oggi non si potrebbero più neanche sentire e vedere. La domanda adesso la faccio a te però, e quindi decidete voi sull'ordine, anche se questa è una risposta la possa già immaginare. E oggi come oggi manca un dirigente sportivo alla Andrea Ricca, perché si parla tanto di mondo del calcio, di mondo dello sport, di quello che muove attorno per quanto riguarda l'aspetto pratico, quindi gli atleti, gli allenatori, però forse oggi manca una scuola da dirigenti e quindi persone appunto come era Andrea Ricca, esattamente come comportarsi dietro una scrivania. Vuoi che risponda io? Tutti e tre. Ma io ti dico al volo, intanto mio papà diceva una frase, l'ha ripetuta nelle 1000 interviste che gli hanno fatto. Per lui è sempre stata fortuna. E la gente rideva, l'intervistatore ogni volta gli diceva: Presidente, non ci prenda in giro, quale fortuna? La fortuna aiuta gli audaci, però la fortuna, insomma, ci vogliono anche gli attributi. È un calcio che non c'è più, Fabrizio. È evidente che quel calcio, quando papà era dirigente a tutto tondo, non esistevano i procuratori, i contratti li facevano i genitori o il fratello, cioè è un mondo che è cambiato completamente. Certo, io ti dico una cosa, come Gigi oggi potrebbe fare tantissimi gol e potrebbe essere la stella del calcio italiano, anche papà, sono convinto, sarebbe un dirigente di altissimo livello e farebbe la sua figura. Credo che il mio non so come definirlo, amico Massimo, è l'unica persona alla quale dava retta o comunque faceva parlare in consiglio di amministrazione era mio papà, perché comunque sia gli dava una certa garanzia, una certa esperienza. Non so voi come la io credo che manchi una figura del profilo di Andrea Rica alla Sardegna, ma vado oltre il lato sportivo. Manca una capacità dirigenziale in senso ampio come la sua, una capacità dirigenziale che nasce dalle piccole cose, perché poi una cosa che si evince molto chiaramente dal libro era la capacità che aveva Andrea Rica soprattutto di creare e coltivare rapporti umani di qualità estrema, di qualità altissima, con attenzioni continue, con memoria infallibile, con la sua leggendaria agendina e aveva la capacità di legare, di avere un rapporto personale speciale con i più grandi dirigenti dell'epoca, più umile degli amici alla stessa maniera, e questo poi gli ha anche dato la possibilità, quando si sedeva al tavolo, di far valere la sua voce. Questo vale nel calciomercato, ma vale nella vita. Gianlu. Ma guarda Fabrizio, adesso dagli ultimi 15-20 anni in Italia, ma posso dire anche nel mondo occidentale, ci siamo abituati a voler standardizzare le conoscenze e il sapere, pensando che una professione si possa imparare studiando, frequentando corsi. La verità, penso che lo studio sia fondamentale, ti dia delle competenze, però se qualcosa non ce l'hai dentro non te lo puoi inventare.
uno può frequentare una scuola di giornalismo, però non essere in grado di tirare fuori una notizia. Uno può frequentare le migliori scuole al mondo di medicina, non avere la sensibilità di relazionarsi con i pazienti e via andare. Andrea Ricca è stato il Garrincia dei dirigenti sportivi, e ti dico Garrincia per un motivo molto particolare. Garrincia mi manca. Garrincia perché? Perché faceva sempre la stessa finta. Tutti i difensori sapevano cosa avrebbe fatto Garrincia. Garrincia andava sul fondo e crossava. Sì. Mi piace. Andrea Ricca cosa ha fatto per 10 anni? Ha raggirato in maniera elegante e con la consapevolezza dei raggirati i migliori dirigenti sportivi, ma soprattutto i migliori capitani d'industria del paese, promettendo Gigi Riva a 5, 6, 7 squadre, a ognuna delle quali aveva la certezza di avere la prelazione su Gigi Riva, e ognuno di questi presidenti sapeva benissimo in cuor suo che Gigi Riva non si sarebbe mai allontanato da Cagliari. Eppure su Gigi Riva Andrea Ricca ha costruito il Cagliari dello scudetto. Ha costruito nel senso che il Cagliari dello scudetto non era Gigi Riva, il Cagliari dello scudetto era la squadra più forte perché aveva anche Gigi Riva, ma aveva 11 giocatori, 12, 13, 14 giocatori che erano i più forti del campionato. Potevamo vincere 2 scudetti, potevamo vincerne 3 senza l'infortunio di Gigi, però era la squadra più forte, ed era arrivata a essere la squadra più forte perché Andrea Ricca aveva costruito quella squadra nel corso degli anni, con degli scambi illuminati, con degli giocatori acquistati al 20, il 25% del cartellino, perché allora si poteva fare, con un talento da dirigente che tu puoi andare a tutti i corsi di Coverciano del mondo, ma se non ce l'hai dentro assolutamente non te lo inventi. La pratica si impara sul campo, non certo sui libri. Allora ragazzi, siamo in chiusura, io ne approfitto e lo faccio dire a voi ricordando l'evento, diciamo così, happening, ormai si usa il termine in inglese, di giovedì 9. Quindi se volete darla a voi come notizia. No, tanto dobbiamo ringraziare la Cagliari Calcio in primis perché ci dà l'opportunità di poter fare questa presentazione nello stadio dell'Unipol Domus. Per cui grazie alla Cagliari Calcio, al presidente Giulini e a tutto il suo staff. Tanto. Il resto speriamo che vengano numerosi perché l'ingresso è libero. A che ora? Diamo l'orario, chiedo scusa. Le 16, questo lo devo dire anche se il mio amico Giovanni Malagò, che ci onora di questa sua presenza, ovviamente viene esclusivamente per questo, non viene per altre sue chiaramente faccende personali o comunque istituzionali, viene per onorare proprio papà e il sottoscritto, quale ci lega una grande amicizia, ha un'agenda molto ovviamente piena e complicata. Per immagino. Cui è un orario che abbiamo dovuto rispettare. Tra l'altro lui deve andare anche a prendere un aereo e andare al Golden Gala in serata. Per cui nel senso siamo così contenti di avere più gente possibile, sia gli amanti di quel calcio e sia anche gli amanti della narrativa. Ecco, chiunque vuole venire è curioso di ascoltare. Quindi la presentazione, sì, dimmi Gianluca. Sarà giovedì 9 giugno a partire dalle ore 16 presso l'Unipol Domus di Cagliari, e la gente potrà sedere nella tribuna centrale, e durante la presentazione si alterneranno i ricordi di tanti amici, giocatori e non, di Andrea Ricca e anche di Stefano ovviamente. È per quello che ho parlato di happening, ho parlato di vero e proprio evento, perché non è... No. Sì. Fabrizio, questo è importante. Un altro amico Sergio. ci sta dando questo onore, esatto. Quindi verrà a condurre, a moderare un po' questa chiacchierata fra amici che si prospetta interessante, Giorgio Porrà. Volto noto del giornalismo sardo italiano che adesso è Sky. Senza offendere voi, tutti voi. No, assolutamente. Poi Giorgio è un amico, quindi ha maggior ragione, ci manca l'amico di tutti, ma in questo momento, essendo mio coetaneo,
cresciuti nella stessa ambiente, conosce Cagliari, è di Cagliari, conosce il Cagliari calcio, conosceva mio padre, penso che sia la figura migliore in questo momento che ci può raccontare e mediare. Assolutamente, mi trovi pienamente d'accordo. Allora, quindi ricordo, giovedì dalle 16, Unipol-Domus Arena di Cagliari, tutti invitati con la presentazione del libro Mio papà il padre dello scudetto, lo vedete, lo sta mostrando adesso Stefano, scritto da Stefano Arrica, Gianluca Zuddas e Sergio Cadeddu, ingresso libero ovviamente, ci sarà la presentazione da parte moderato da Corrà, giornalista di Sky, ci sarà il presidente Giovanni Malagò con altri ex giocatori del Cagliari e dirigenti che racconteranno tante cose, lasciamo così, molto in sospeso. Sarà una bella serata, quindi siete tutti invitati. Queste corna sono di buon auspicio. Assolutamente. Allora io vi ringrazio ragazzi di cuore della vostra partecipazione. Grazie a te Fabrizio. Grazie. Saluti a tutti. E ci vediamo giovedì. A giovedì. Ciao. Grazie a tutti per averci seguito, ci vediamo prossima puntata per Effetto Sera Talk Show su social. Come sempre vi chiedo di cliccare mi piace e di condividere questa bella chiacchierata. Buona serata, ciao!